Ben ritrovati dalla redazione. Ancora una violenza in centro storico a Monfalcone, dai contorni suggenti, non perfettamente a fuoco, a 4 giorni di distanza dal pestaggio di Capodanno, avvenuto in via Serenissima una rappresaglia, stavolta tutta interna ad un gruppo di cittadini di nazionalità straniera. È andata in scena qualche centinaio di metri più in là, tra le piazze Cavour della Repubblica, un'aggressione arginata solo grazie all'intervento pressoché in tempo reale della volante, che stava presidiando con un equipaggio in più a fronte dei maggiori flussi serali nel periodo festivo il territorio. Gli agenti del commissariato già nei paraggi sono infatti subito piombati nel salotto buono dopo la segnalazione resa da una terza persona estranea ai fatti nei concitati attimi. Hanno quindi provveduto a identificare il quartetto e a trasferirlo per gli approfondimenti di rito in via Foscolo, ascoltando le varie versioni della movimentata serata. Le indagini sono in corso e vige il più stretto riservo. Cambiamo argomento. È stata una notte movimentata a Cormons, quella tra venerdì e sabato. Una lunga serie di tentativi di furto si è consumata nella zona del centro storico della cittadina. Nel mirino dei ladri la Pizzeria Italia, l'Optic Center e il Jolly Sport in Viale Friuli, ma anche il bar Paninoteca Paradise, la farmacia Redentore in via Francesco di Manzano e la fioreria Fiori Fausta in via di Udine. Si è trattato in massima parte di tentativi andati a vuoto da parte degli stessi ladri, che non sono riusciti a mettere a segno un colpo vero e proprio. Prende forma la rivoluzione per una nuova mobilità per i dipendenti del Comune di Trieste. La Giunta di Piazza ha approvato l'aggiornamento del piano degli spostamenti casa-lavoro per le migliaia di persone che lavorano nell'amministrazione comunale. L'obiettivo del piano, articolato su oltre 60 pagine, di cui 15 di questionario indirizzato in fase sperimentale ai dipendenti, è quello di fornire misure alternative più convenienti all'uso dell'automobile, a ridurre l'utilizzo del veicolo privato a motore e consolidare e incrementare la quota dei dipendenti che si muovono in bicicletta e a piedi. Sport basket, Trieste espugna il Malamangano dopo un tiratissimo supplementare e centra la qualificazione alle Final 8 di Coppa Italia con una giornata di anticipo rispetto alla fine del girone d'andata. Vittoria sofferta e fortemente voluta da una squadra che ha ridotto al minimo le sue rotazioni. 5 uomini che hanno costruito successo con Valentine e Ross rispettivamente 27 e 25 punti, tornati trascinatori, e Brown, Utof e Brooks che hanno completato l'opera. Cambiamo argomento e passiamo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Cielo in prevalenza coperto, in giornata possibili piogge sparse deboli a moderate sulle zone orientali, che dalla sera saranno probabilmente estese su tutte le zone, con quota neve inizialmente a 500-700 metri circa, in innalzamento successivamente nella notte. Possibili foschie o nebbie sulle zone orientali, specie sul Carso. Temperature minime in pianura fra 2 e 5, le massime fra 8 e 10 gradi, sulla costa minime fra 4 e 7, le massime fra 9 e 11 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.